Si è svolta stamani presso la sala stampa Gerlando Micalizio del Pala Moncada la conferenza di presentazione della sesta giornata del campionato di Serie A2 Ovest stagione 2017-2018. Presenti l'assistenza del coach Luigi Dicenzi e il giocatore Isacco Lovisotto. La Fortitudo Moncada Agrigento domenica 5 novembre incontrerà la Pasta Cellino di Cagliari al Pala Moncada. Si ritorna in campo, si ritorna a casa dopo 2 trasferte, una vinta e una persa, l'ultima con l'Junior Casale. Avete realizzato 79 punti, cosa diciamo abbastanza importante, un punteggio alto. Come affronterete questa nuova gara, facendo prima un commento anche alla prestazione delle 2 trasferte? Vabbè, la partita di Tortona ci ha fatto capire effettivamente che possiamo dire la nostra in questo campionato, soprattutto con una certa tranquillità. E subito dopo abbiamo dimostrato, Tortona era, insieme a Casale era prima in classifica e abbiamo fatto una partita importante. A Casale abbiamo continuato con lo stesso modo di giocare, con la stessa mentalità. Ripeto, siamo stati diciamo anche un po' sfortunati perché quando una squadra nel terzo e quarto quarto comunque fa 9 su 14 da 3 è difficile effettivamente vincere, poi alla fine abbiamo perso solamente di 3 punti, quindi non è un risultato importante. Quindi questa è l'occasione giusta per vedere se tutto quello di buono che noi stiamo facendo fino ad ora continuerà sicuramente domenica sul campo. Ecco, là incontrerete Cellino di Cagliari, come vi preparerete, che partita affronterete, anche se voi siete su in classifica rispetto a loro che sono ultimi? No, non sono ultimi, comunque è una squadra che predilige prevalentemente giocare in attacco, ha giocatori importanti, ha un mix importante di giovani ed esperti e niente, dobbiamo cercare appunto di giocare principalmente come noi stiamo facendo di squadra, ma al tempo stesso cercare di tamponare le loro qualità che sono principalmente quelle individuali. Sottolineava lei il potenziale di gruppo, che si è creato un buon affiatamento nella squadra, arrivano prima per gli allenamenti, insomma questo è positivo rispetto anche alla squadra dell'anno scorso. Sì, fare dei paragoni, ripeto, ogni anno è un anno a sé. Diciamo che possiamo tranquillamente mettere da parte quello che è successo fino all'anno scorso, una squadra nuova, obiettivi diversi, ambiente diverso. La cosa che ci fa piacere, io ormai sono qui da un po' di anni, è quello che sia i ragazzi che la società, tutti quanti noi, diamo sempre il massimo. Ovviamente è ancora più piacevole quando si crea la famosa parola, quando c'è il gruppo diventa tutto più facile. E quest'anno, ripeto, la cosa più bella è proprio quella, c'è un gruppo sia dentro che fuori dal campo, questo aiuta tantissimo per il lavoro, è piacevole stare in palestra, è piacevole stare fuori, quindi questo aiuta tanto.